Morì dopo 3 mesi dall'intervento al cuore effettuato in ottobre al Cafoncello. Franco Costa, veneziano di 76 anni, è l'ultimo caso sospetto, anche se non rientrerebbe nel periodo considerato a rischio, cioè dal 2010 al 2017. L'anziano è morto all'ospedale di Feltre. Dopo il decesso è stato presentato un esposto contro ignoti che ha portato la procura di Belluno a disporre l'autopsia e a chiedere le cartelle cliniche. Non solo, ma nella Marca ci sarebbero altri 5 casi a rischio sui quali sono in corso in questo momento delle indagini. È previsto un'emocultura il cui esito dovrebbero arrivare entro marzo. Sono 1400 complessivamente i trevigiani operati in quel periodo che verranno richiamati per scongiurare il rischio di nuove infezioni. Moltissimi si sono già rivolti all'ambulatorio aperto ad hoc nell'unità malattie infettive. I sintomi a cui questi pazienti devono prestare la massima attenzione sono febbre persistente e non legata a cause, affaticamento, problemi respiratori, perdita di peso, sudorazione e dolori articolari.